Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta e quindi come sempre se volete potete anche intervenire con i vostri messaggi oppure con le vostre telefonate. Siamo in collaborazione con ANCI del Veneto per darvi le informazioni che vengono dai comuni del nostro territorio, dai sindaci, da chi ci è più vicino, da chi conosce benissimo la realtà, però si arrabatta anche con tantissime problematiche del quotidiano. E allora dalla viva voce di chi rappresenta i comuni del Veneto, da chi anche riesce ad avere una panoramica un po' più ampia, discuteremo di alcuni temi molto importanti e significativi per tutti quanti noi cittadini. Da un lato si parla di tassazione locale, quindi qual è lo stato dell'arte della tassazione locale, qual è lo stato anche di bisogno, di emergenza, di denaro per effettuare determinati interventi nei territori, nei comuni, a fronte di una disponibilità che esiste o non esiste, di tagli effettivi o meno che vengono effettuati o verranno fatti ai comuni. Questo si cercherà di capire insieme ai nostri ospiti alla luce della nuova legge di stabilità. Poi parleremo anche dell'emergenza sicurezza ed emergenza profughi, che è molto sentita dai cittadini, e cosa sempre alla luce di quel che resta del denaro e delle disponibilità possono fare degli spazi disponibili i comuni in questione. Con chi ne parliamo? Ne parliamo con la Presidente dell'ANCI del Veneto, Maria Rosa Pavanello. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Fa sempre molto piacere quando riesce a ritagliarsi un po' di tempo, ma sappiamo che è presa, tirata da tutte le parti. E anche con Andrea Martellato, che è sindaco di Fosso d'Artico. Buongiorno. Grazie anche a lei, che è del direttivo dell'ANCI del Veneto e della consulta finanza locale, una consulta molto dinamica, diciamo così. Allora, Presidente, vediamo un po' di fare il quadro della situazione proprio recente. Cosa sta succedendo? Tregua, pace fatta, guerriglia in pieno, cosa siamo, in che situazione siamo? Siamo in una fase molto delicata perché effettivamente dalla scorsa settimana stanno con il Ministero delle Finanze, che poi è un po' la croce di noi comuni da 3 anni a questa parte, sta pubblicando i dati dei tagli e sono 4 tipologie di tagli che si sommano perché sono stati quantificati e quindi per tutti i comuni i tagli che erano già stati comunicati con il decreto 66 del giugno 2014, quando è stato fatto quel provvedimento importante per tanti cittadini di 80 euro, il bonus IRPEF, ecco. Allora sono stati quantificati quei tagli e i tagli della... Spieghiamo un attimo bene. Sì, perché i tagli vengono a monte, cioè nel senso che, ecco, lo diciamo ai cittadini, dov'è che noi sindaci e amministratori vediamo i tagli? Dalla quota che dovrebbero trasferire ai comuni, che in realtà non viene trasferita e quindi non è che semplicemente vi danno di meno. Esatto, e hanno pubblicato proprio le tabelle, proprio sono di questi giorni, e in cui si sommano i tagli previsti ancora con il governo Monti, che erano previsti per un triennio e quindi quelli sapevamo già e ce li avevamo previsti. I tagli del decreto 66 sono stati pubblicati, più abbiamo i tagli della legge finanziaria, gli ulteriori tagli che sono stati deliberati a dicembre. Quindi arriva una botta di tagli sostanzialmente, cioè meno entrate in modo importante. Appunto, mentre arrivavo qui avevo al telefono un sindaco che sta chiudendo il bilancio, ha fatto i conteggi e ha fatto il calcolo che negli ultimi 3 anni la quota dei trasferimenti, che si chiama Fondo di Solidarietà, erano le vecchie, cioè i trasferimenti statali oggi si chiamano Fondo di Solidarietà, c'è una decurtazione del 50%, si è praticamente dimezzato per il suo comune, ma per la stragrande maggioranza dei comuni del Veneto è questo il dato. Comuni che sono sempre stati più virtuosi di altri, hanno sempre ricevuto meno di altri, adesso hanno tutto d'un tratto un taglio del 50%. Tagli che... diciamo, fino all'anno scorso ci si è un po' arrabattati per non tagliare i servizi. Molti sindaci, spiegandolo ai cittadini, hanno fatto la scelta di alzare le tasse, come dire, se volete che manteniamo l'assistenza domiciliare, l'asilo nido, il centro anziani, e noi abbiamo questa scelta o ad aumentare un po' la tassazione locale oppure tagliare questo servizio. Però io devo dire con chiarezza che credo che oggi
quasi nessun comune abbia questa possibilità. Sono pochissimi i comuni del Veneto Perché che hanno mantenuto questa possibilità. Perché il rischio è che poi i cittadini non paghino neanche l'intera quota, assolutamente. Si è arrivati ad un livello talmente il alto di tassazione certo, che non è più possibile andare oltre, non è più possibile andare oltre. Questo è il grido che io ho portato a Roma, cioè la scorsa settimana sono stata in comitato direttivo nazionale ANCI, ho fatto un intervento in cui ho detto veramente, guardate, tutti i sindaci del Veneto non sono più in grado di far fronte alle esigenze dei cittadini e chiudere i bilanci con queste regole. Con queste regole, qui nel Veneto non si è più in grado di alzare le tasse perché quasi tutti purtroppo lo hanno già fatto. I comuni che forse riusciranno ancora a sopravvivere a questo ennesimo taglio sono comuni che hanno delle entrate eccezionali, quindi i cosiddetti comuni turistici, comuni con flussi turistici importanti, però non qualche flusso turistico, e che quindi hanno la tassa di soggiorno. Comuni e che con hanno... le casse a posto. ma noi nel Veneto, guardi, lo confermerà anche il collega Martellato, tutti i comuni sono pressoché a posto. Il punto è dove si trovano le risorse. Vendere patrimonio e quindi immobili, ma come in un momento in cui il mercato immobiliare è fermo? Ma chi li compra poi? Non li compra nessuno, quindi dove le dobbiamo trovare le risorse? Che risposta? Lei quindi ha avuto anche un colloquio con il ministro Alfano, se non erro? Sì, allora il giorno prima c'è stato proprio il coordinamento nazionale, il comitato nazionale ANCI, poi il coordinamento dei presidenti delle ANCI il pomeriggio. Il giorno dopo c'è stata una delegazione che ha avuto un incontro con il ministro Alfano sul tema della sicurezza nelle città e poi sul tema profughi, che è stato proprio un tema che ha portato il Veneto rispetto a Veneto e anche la Commissione ANCI Immigrazione, perché il protocollo d'intesa che risale a luglio del 2014, così come si sta attuando, a nostro avviso non va bene e deve essere rivisto. Tema che è stato affrontato anche dal vicepresidente della Regione Veneto, dal presidente della Regione Veneto, che si sta vedendo in questo momento in cui le condizioni climatiche stanno via più migliorando e abbiamo arrivi incontrollabili, ma tutto il sistema non funziona come dovrebbe, nel senso che si sono bloccate le commissioni che dovevano verificare il possesso dei requisiti per lo status dei rifugiati. Stanno cominciando a lavorare oggi, 8 mesi nel Veneto sono state ferme, per cui si è creato un accumulo di pratiche per cui adesso i posti effettivamente sono tutti pieni. Ci chiedono di aumentare i posti, ma dove? Se gli immobili sono inagibili, non ci sono immobili agibili, non è una cosa che si riesce all'istante. In più noi abbiamo sollevato il problema che stiamo vivendo davvero con mano tutti, che abbiamo un'emergenza abitativa in tutti i nostri comuni. Non è possibile dare risposta a un'emergenza eccezionale che è quella di una crisi internazionale che sappiamo e che chiediamo che intervenga realmente l'Unione Europea e che l'Italia non rimanga sola. Ma noi dobbiamo dare risposte anche ai cittadini, non possiamo semplicemente solo trovare dei fondi straordinari per un'emergenza straordinaria, dobbiamo riuscire anche a sbloccare dei fondi per l'emergenza abitativa che abbiamo anche nel nostro Veneto. Ecco, dopo passo a lei tutte le questioni, così ci spiegherà anche bene lo stato dell'arte economica e degli altri versanti. Per comprendere, dopo andiamo anche per step. Primo step, tagli. Che cosa hanno risposto davanti alla vostra presa di posizione e anche sollecitazione, quando voi avete detto noi non ne possiamo più, cioè non sappiamo neanche più dove andare a prendere i soldi? Allora, che tipo di risposta hanno dato? E gli altri comuni del resto d'Italia? Sono intervenuti tutti, cioè anche tutti gli altri. È ovvio che noi sappiamo, perché ormai lo ricordiamo ai cittadini, i dati sono visibili, no? C'è un sito del governo, poi c'è un sito specialistico che è Open Civitas, dove si possono verificare per tutti i comuni d'Italia che cosa si spende per determinati servizi. Si vede che ovviamente c'è una certa, come dire, discrepanza tra il costo di un servizio che è nelle regioni del nord rispetto ad altri luoghi d'Italia. Quello che noi abbiamo sempre detto è, siccome le nostre regioni i tagli li hanno già operati, sono riusciti a portare il costo dei servizi ad una somma che non può più essere abbassata
a scapito del taglio del servizio, che già comunque c'è stato, lo ricordiamo, si danno proprio i servizi essenziali a cui non si può più rinunciare. Che cosa ci è stato detto? È stato detto che è stata fatta una lettera appello e adesso stiamo chiedendo appunto a tutti i sindaci d'Italia di firmare che il governo intervenga con un decreto specifico a favore dei comuni, degli enti locali, perché ormai negli ultimi 6 mesi tutti i provvedimenti, buona parte dei provvedimenti dei tagli hanno purtroppo colpito i comuni. E hanno colpito i comuni perché è il punto più facile dove arrivare, lo sappiamo che negli ultimi 3 anni sono state fatte queste scelte e quindi anche il Presidente nazionale e anche il Presidente Bianco hanno riconosciuto che c'è un punto, ormai c'è un punto insopportabile, per cui una delegazione ha chiesto un incontro urgente con il Presidente del Consiglio e i ministri competenti e chiediamo proprio un'attenzione specifica del governo sugli enti locali, con dei provvedimenti specifici in cui si recuperano delle risorse, perché poi queste scelte ricadono sui cittadini. Assolutamente, questo è un dato di fatto. Allora, adesso vorrei sentire anche il suo punto di vista, perché poi è anche rilevante, lei poi rappresenta anche un comune della provincia di Venezia. Quanti abitanti ha? 8.000. 8.000 abitanti. Qual è la situazione, partendo dal comune piccolo a poi quello che lei vede nella consulta? Beh, nel mio territorio, nel mio comune, la situazione è, oserei dire, gravissima, ma come lo è negli altri comuni del nostro territorio, quantomeno. Perché siamo comuni che siamo sempre stati abituati a lavorare in una maniera attenta e a centellinare le risorse che avevamo. Quando arrivano questi tagli, che quindi negli ultimi 4... margine da dire, o margine, esatto, per cui effettivamente... quindi in questi 4 anni veramente ci sono stati dei tagli che ci hanno portato ad arrivare a togliere parte dei servizi. Magari abbiamo iniziato con servizi che, seppur erano e sono in alcuni casi importanti per il territorio, per aggregare il territorio, per dare dei servizi di vivibilità allo stesso territorio. Porto esempio, lo spazzamento delle strade da una volta alla settimana si è passati a farlo 2 volte al mese. Però questo si vede poi la differenza e questo è degrado, e in un degrado il cittadino percepisce anche proprio tramite degrado un disinteresse, e questo è un disservizio alla fine, no? E abbiamo dovuto arrivare a questo. Perché? Perché ormai non abbiamo più nulla. Non abbiamo nulla, come diceva il Presidente prima, siamo arrivati ad un punto che non stiamo parlando solo di mancanza di soldi, ma stiamo parlando anche di mancanza di certezze, perché se noi avessimo a inizio anno la sicurezza di poter fare i nostri bilanci e individuare i nostri obiettivi in base a dei trasferimenti certi, e con delle leggi, con delle normative certe che ci durassero almeno per 2-3 anni, noi sindaci saremmo anche in grado di decidere e di prenderci la responsabilità, come facciamo sempre, come facciamo ogni giorno, a dire: quel servizio quest'anno non te lo diamo più, perché a fronte di quel servizio manteniamo in piedi gli altri. Noi se un altro nell'arco del quinquennio di mandato non dice: ho questa possibilità di azione e poi mi potete anche valutare alla luce della disponibilità che vado a incontrare. Questo non riusciamo nemmeno a fare questo, non riusciamo nemmeno a dire ai nostri cittadini: guardate, abbiamo organizzato in base alle risorse che ci arrivano la nostra politica sociale, urbanistica, edilizia, ambientale in questo modo qua. Non possiamo farlo perché l'anno scorso abbiamo saputo i trasferimenti, ricordo, al 30 di novembre. Cioè, 30 di novembre e per noi vuol dire che il 31 di dicembre la cosa deve essere fatta, controllata e pagata, perché altrimenti non, il primo gennaio non, è come se i soldi non li avessimo avuti. Quindi... Ecco, io le chiedo questo, dopo anche la Presidente. C'è stato qualche sindaco che ha tirato fuori il discorso: io devo comunque dare un certo tipo di servizio ai miei cittadini, anche in termini poi di sicurezza, derogo al patto sforo il patto di stabilità.
tanti appunto alla luce di queste notizie che erano venute sul giornale poi ci hanno anche scritto, parlate di cosa vuol dire, che cosa comporta per i cittadini l'eventuale sforamento del patto, e allora perché tutti non sforano. Facciamo una piccola parentesi proprio di spiegazione, perché c'è stata anche richiesta, chi meglio di voi può aiutarci in questo versante? Sì, diciamo in grandi linee il patto di stabilità ci impone che possiamo spendere solo una parte dei soldi che ci entrano. Ecco, e quindi riservandone una parte alla non spesa. Se noi sforiamo, perché i soldi i nostri comuni li hanno, il mio comune un bilancio di 4 milioni e mezzo di euro, ho in cassa quasi 2 milioni di euro e non posso spenderli e ho i cittadini con i buchi sull'asfalto. Ecco. Cosa comprende questo? Vabbè, a parte che ormai non è neanche più il fatto che l'amministratore, quindi il sindaco e gli assessori, non ricevono più il proprio stipendio, ma è proprio la minor cosa quella, perché veramente il problema invece è quello che l'anno dopo non avremo gli trasferimenti per quello che abbiamo sforato. Cioè se sforiamo il patto di stabilità di 100.000 euro, l'anno dopo non ce li trasferiscono. Ci sono sanzioni. Però esatto, ma ci sono anche delle sanzioni, responsabilità per il dirigente sì, o per il sindaco, per il sindaco per gli amministratori, e delle sanzioni per le comuni. Responsabilità personali, esatto. Oltre che sanzioni economiche che impedirebbero di chiudere il bilancio, perché al di là delle grandi città che hanno trovato dei provvedimenti ad hoc in caso di sforamento del patto, specifiche, esatto. ma in quel caso sono città che non sono riuscite a completare un piano vendite delle entrate speciali. Noi abbiamo il caso di Venezia, no? Ma lì è stato fatto un provvedimento specifico in cui sono state allentate le sanzioni. Per tutti gli altri comuni le sanzioni non vengono allentate, quindi vuol dire, cioè, se un anno si riescono a fare delle cose importanti, tipo far partire o fare delle asfaltature urgenti o fare degli interventi sui fossati che necessitano di essere puliti, proprio visto le grandi piogge che abbiamo, oppure far partire l'iter di una pista ciclabile, l'anno dopo si blocca di nuovo tutto, perché quel poco di somma che comunque lo Stato trasferiva viene bloccato. E in più c'è questa sanzione, a parte i soldi spesi c'è la sanzione. C'è una sanzione pecuniaria, c'è una chi la sanzione paga? personale, il singolo responsabile deve pagarla. È per quello che non ci sarà, cioè nei comuni con un po' più di struttura è impossibile sforare il patto, perché il funzionario non darà mai un parere tecnico Quindi è il funzionario positivo. che è responsabile. No, non solo, anche il sindaco, ma nei comuni che non hanno la dirigenza e ad esempio provo a pensare che forse il comune che amministra il collega non ha la dirigenza, ecco, può essere anche il sindaco che fa questa scelta, ma negli altri comuni non è il sindaco da solo che fa questa scelta, per cui è di fatto impossibile sforare il patto. Quando si sfora il patto è per fattori estranei alla possibilità di previsione, come nel caso di Venezia. Venezia aveva un piano di alienazioni che non è andato in porto, che però tecnicamente e teoricamente quando è stato approvato aveva delle possibilità di riuscita e quindi lì è successo. Ma una scelta volontaria è di fatto, nella stragrande maggioranza dei comuni, impossibile. Lo era fino a 3 anni fa. 3 anni fa si poteva fare. Poi siccome ovviamente anche lo sforamento del patto dei comuni rientra nel sistema della finanza nazionale, a livello centrale sono state approvate delle norme per cui sono tutte volte alla contrazione della spesa a livello locale. L'obiettivo è di contrarre la spesa, di bloccare la spesa. Chiaro, chiarissimo. Allora, detto questo, andiamo subito in pubblicità, riflettete, ci vediamo tra poco. Non sono argomenti appassionanti.